finale col botto e con il tappo naturalmente, collaborazione tra imprese e università con la ripresa a Valdobbiadene del Master della Ca' Foscari in cultura e cibo del vino. Un tirocinio da 300 euro obbligatorio in aziende del territorio con l'obiettivo di facilitare l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. Economia e marketing agroalimentare per puntare a coinvolgere gli imprenditori illuminati e creare così una rete di imprese eccellenti del territorio, brindando con il Prosecco, giunto quest'anno ad oltre 300 milioni di bottiglie consumate. Le vendite del Prosecco registrano straordinarie performance in tutto il mondo. Il Prosecco si conferma simbolo di stile di vita e di successo internazionale, scelto e amato in 62 paesi del mondo e ha chiuso il 2012 con un fatturato di oltre 15 milioni di euro per quanto riguarda questa realtà. Sì, questa realtà che commercializza oltre 500.000 bottiglie. E con eccezionali risultati all'estero, soprattutto in quei mercati dominati storicamente dallo champagne. Una lotta che ormai si consuma da tanti e tanti anni, Prosecco, Champagne, quale uno e quale l'altro, cosa sia migliore lo scopriamo insieme al nostro ospite. In Italia il prodotto tiene quote di mercato, è un marchio di nicchia di altissima qualità. Buongiorno Gianluca Bisol. Buongiorno. 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 Buon anno anche a lei. Altrettanto. Lei grazie. è il direttore generale di un'azienda di famiglia e davvero ha il polso del mercato, è reduce da viaggi all'estero, dall'Asia agli Stati Uniti, poi ancora a Londra. Che stagione attraversa allora questo prodotto italiano, orgoglio della nostra terra? Non ha uguali al mondo una simile crescita, una simile performance di un vino. Ecco, nessun altro vino negli ultimi 40 anni può sbandierare dati così importanti come una crescita che da 5 milioni di bottiglie ha portato lo scorso anno a 270 milioni di bottiglie e quest'anno si avvicina a sfiorare i 300 milioni di bottiglie vendute in tutto il mondo. Ma perché è più alla portata rispetto allo champagne o perché effettivamente si apprezza anche la qualità? Il Prosecco superiore di Conegliano Valdobbiadene non è certamente il prodotto più economico nel mondo delle bollicine. Ci sono molteplici altri spumanti che hanno dei costi notevolmente inferiori, sia fatti in Italia che all'estero. Piace e vince sicuramente per un ottimo comunque rapporto qualità-prezzo, ma poi per essere il frutto di un territorio come quello di Valdobbiadene che attraverso le sue colline così ripide riesce a dare nel prodotto una qualità dei profumi, degli aromi, dei gusti in bocca che piacciono alla stragrande maggioranza dei consumatori. Quindi lei ha dichiarato di voler portare il Prosecco nel suo territorio presso Conegliano allo stesso prestigio di Reims, alla stessa notorietà dello Champagne Valdobbiadene e quindi con lo stesso fascino di Epernay? Esattamente, Valdobbiadene e questo territorio che ormai da molti secoli, si parla di oltre 5 secoli in cui il Prosecco è ben presente, è sicuramente un territorio che ha tutti i potenziali per raggiungere una simile ambizione. Abbiamo produttori che da molte generazioni, come la nostra famiglia, che da 21 generazioni produce Prosecco, ma abbiamo anche un tessuto culturale e anche di formazione notevole attraverso per esempio il Master per la cultura del cibo e del vino che si tiene proprio a Valdobbiadene ed è uno dei master nel settore enogastronomico più di successo. E quindi c'è grande entusiasmo, malgrado il momento congiunturale attorno a questo prodotto. Sino alla fine dello scorso anno a livello di macro aree voi avete registrato un aumento di fatturato importante in Europa, un 20% in più per il continente, soprattutto nel Far East asiatico dove avete raggiunto un incremento di fatturato di quasi il 120% in più rispetto a un anno già positivo come il precedente, ma anche Nord America, Africa, un fatturato generale in crescita. Cosa si aspetta da questo 2013? 2013 lo vedo ancora in crescita, la nostra organizzazione di azienda attraverso i nostri 35 poderi, tutti in alta collina, noi siamo specializzati nella nicchia dell'altissima qualità, ci prepariamo anche dal punto di vista commerciale con nuove figure, proprio attraverso anche quelle che escono dal Master di cultura del cibo e del vino. Ormai il 25% dei nostri dipendenti nel settore commerciale si sono laureati e hanno ottenuto anche questo Master di Ca' Foscari che si tiene a Valdobbiadene e con questa forza anche di persone, di risorse umane contiamo di essere presenti in ancor più paesi del mondo. Oggi siamo in 61 paesi, ma arriveremo presto ad essere entro il 2013 almeno in 70 paesi. Importante relazione quindi tra università e impresa. Grazie allora a Gianluca Bisol per essere stato con noi. I migliori auguri per questo prossimo anno. A presto. Grazie, auguri a tutti e a presto. Prosecco.